Pigliate carta e penna, oggi facciamo gli arancini di riso allo zafferano e speck. Venite appresso a me. E sciogliere 100 g di burro e 100 g di olio. Fate soffriggere uno scalogno e 200 g di speck a dadini. Avete mezzo chilo di riso Carnaroli, lo fate tostare. Il riso si sta tostando, io aggiungo 2 bustine di zafferano. Lo tostare così per una decina di minuti. Aggiungete 2 litri di acqua e fate cuocere un quarto d'ora, 20 minuti, finché tutto non si asciuga bene. Sale regolatevi voi, perché io faccio la wecchia. Vedete che il risotto si è asciugato così bene, aggiungete 200 g di pecorino, mescolate e poi mettete tutto su un piano da lavoro. L'impasto si è raffreddato, sporcatevi le mani di olio e iniziate a formare le palline, così. Gli ingredienti che vi ho dato sono uscite 30 arancine. Fateli riposare qualche ora in frigo e poi dopo le possiamo friggere. State circa 2 ore, io inizio a friggere. La gente proprio con dei palle e fessaria, voi dicete, ma mangiate una palla di riso che è meglio. Scusate, l'arancina.